Nonostante il campo allentato dalla pioggia, Mistretta e Monforte, rispettivamente terza e quarta in classifica nel girone B di promozione, non deludono le attese della vigilia, regalando un pomeriggio divertente a tutti gli spettatori presenti al Salvatore Lentini. Finisce con un pari per 1-1 e con la sfida che vede subito il Mistretta sfiorare il vantaggio con Salerno, la cui conclusione da centrocampo è fermata solo dalla traversa. Il vantaggio lo trova invece il Monforte al minuto 2, quando Capitan Bartuccio raccoglie il cross da destra e dal limite dell'area non perdona Faillaci, firmando così l'1-0 per i neroverdi e che gli vale come terzo sigillo in campionato. Insiste la squadra di Cambria, che avrebbe subito dopo anche la chance per il raddoppio, ma Bartuccio spara alto il servizio di Isgro. Poi però il Mistretta inizia a spingere dopo la conclusione di Salerno, respinta da Campanella, quella di Gambino disinnescata ancora dall'estremo neroverde. I biancoazzurri acciuffano il pareggio al minuto 17, quando il solito Salerno riprende la difettosa parata di Campanella e grazie anche alla sfortunata deviazione di Trimboli riporta la sfida in parità, facendo così Mistretta 1, Monforte 1, e per Salerno si tratta della 10ª rete in campionato. Il Monforte però non ci sta e si riporta in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio, che non trova prima per la decisiva parata di Faillaci sul destro da parte di Isgro e poi per la poca precisione dello stesso Isgro, che ben lanciato in porta da Bartuccio calibra male il pallonetto, graziando l'estremo biancoazzurro. Anche nella ripresa il Monforte prova a colpire, ma i tentativi di Bartuccio e Rasà non c'entrano di poco lo specchio della porta. Bersaglio che i neroverdi non trovano nemmeno al minuto 85, quando Isgro serve in mezzo Rasà, che non arriva alla deviazione per centimetri. Nel finale però è il Mistretta ad avere due grandi occasioni per centrare la vittoria, ma l'incrocio dei pali ferma la bordata di Salerno e poi sulla linea Assenzio salva il risultato, mentre il colpo di testa di Gambino si perde alto sulla traversa. Con questo pareggio il Mistretta sale in classifica a quota 24 punti e si conferma al terzo posto, mentre il Monforte si porta a 21 in quarta posizione e centra così il 7° risultato utile di fila.